Allora, sono nasciuta in via Fabri, una vietta tra Cesare Corrente e Coulon de Saint-Laurent. Tutti i milanesi parlavano tutti in milanese, ma ormai il milanese si è sempre parlato. Allora, quando sono venuta a Camilla, che era una scuola, sono venuta, mi trovi bene, Gai Fabio che è proprio bravo e tanti bei amici simpatici. Sono contento di essere alla scuola di milanese insieme al mio amico Fabio, che è tanti anni che si conoscono. Tutti quelli che vogliono imparare il milanese dovrebbero venire qui per sentire come si fa a parlare e scrivere. Perché faccio il corso di milanese? Intanto per cultura e poi questa città mi ospita da 50 anni, penso che sia arrivato il momento di fare di renderle omaggio e rendere omaggio anche al mio suocero e al mio marito che erano milanesi. Ciao bella gente, cominciare il corso di milanese per smentegare le parole che la diceva la mia nonna e per imparare quelle espressioni del dialetto milanese. Le secondo anno che vengo alla scuola del Fabio e mi piace proprio, anche se fu fatica a scrivere. Ciao gente, venite qui a scuola del milanese, si impara a leggere, a scrivere, a pensare addirittura in milanese, che lei è una bella lingua. Gente, mi sono nasciuta a Milano, i miei genitori mi parlavano in italiano però e il milanese non mai parlato. Quando ho saputo che era una scuola di milanese sono subito andata a iscrivermi e devo dire che mi diverto molto insieme al Fabio, che è il nostro maestro, e tutti i miei amici. Venite qui gente, le belle. Deveschi alla scuola di milanese con Fabio. Quando arriva il Fabio come maestro alla scuola di milanese, mi sono mica troppo persuasa di voler imparare la grammatica e a scrivere. Adesso capisco che è importante perché la nostra è una lingua, non è mica un dialetto che la si tramanda a Dumavus. Sono venuta qui a scuola per sentire parlare il milanese che parlava la mia mamma e i miei nonni e per imparare più se bene. Mi venni alla scuola del milanese perché speri di imparare un po' meglio a leggere e anche a scrivere quella che la mia mamma la chiamava la sua lingua madre. Mi sono proprio contenta perché ho imparato a leggere, scrivere e parlare un cicino milanese grazie al Fabio che ha tanta voglia di trasmettere la cultura e la lingua milanese.